Avvocato, in sintesi, come si è arrivati a questa soluzione? Eccoci, in buona sostanza, quando l'Assemblea a maggioranza, rispettando le maggioranze dell'Assemblea, ha votato il dottor Graziani quale amministratore unico col 70% va da braccio delle quote, a quel punto alcuni soci appunto hanno impugnato, hanno promosso un ricorso avverso questa delibera dell'Assemblea ritenendola illegittima. La società a mio tramite si è costituita nel lodo arbitrale sostenendo la legittimità in quanto l'Assemblea, la maggioranza in Assemblea è sovrana, quindi la controparte in qualche modo aveva creato un equivoco ritenendo che il comitato ristretto in sede di controllo analogo avrebbe dovuto dettare le regole in buona sostanza anche in sede di assemblea, ovvero l'assemblea paradossalmente secondo la tesi avversaria avrebbe dovuto ratificare quella che era stata la scelta operata in sede di controllo analogo, ma tutto questo, e chiudo, ovviamente viola tutti i principi generali di democraticità e di rappresentatività ed è per questa ragione ecco, che il collegio arbitrale ora con grande soddisfazione ha aderito a questa tesi, quindi ritenendo legittima quella nomina e ritenendo legittima soprattutto la votazione operata dalla maggioranza dei soci col 73%. Per concludere, ci sono vincitori e vinti a livello di amministrazioni comunali, no? Io ritengo proprio di sì, non fosse altro ecco, perché come dire, la società ha subito, mi permetto di dirlo, un ricorso che si è rivelato poi illegittimo e quindi i soci di maggioranza che erano stati tacciati per aver commesso come dire, una violazione dimostra tutto questo che quei sindaci, i sindaci di maggioranza che sedevano in sede di assemblea hanno operato e hanno effettuato una votazione legittima e questo non è poco trattandosi di pubblica amministrazione.